Ore di angoscia a Miane per la scomparsa di Susanna Recchi e della figlia di 3 anni. La prefettura attiva il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, volontari e forze dell'ordine al lavoro in tutta la Marca. Donna morta a Castelfranco dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico. L'autopsia non ha rilevato anomalie evidenti, bisognerà attendere l'esito degli esami istologici. Focus sui farmaci usati per la sedazione e sulle procedure post-operatorie. Manca l'ufficialità, ma secondo il primo esito dei tossicologici Alex Marangona aveva assunto ayahuasca nel corso del rito sciamanico a Vidor, altro che purga. Il commento dell'avvocato della famiglia. Arriva nel Vicentino la tragedia del rogo del magazzino di Milano. Erano nate ad Arzignano 2 delle vittime dell'incendio. Prima di trasferirsi avevano vissuto a Montecchio Maggiore. Renato Vallanzasca, uno dei criminali italiani più conosciuti, condannato a 4 ergastoli, oggi gravemente malato, sarà ospitato in una struttura d'assistenza alle porte di Padova. Dopo le prese di posizione di Forza Italia sullo Ius Scholae, risponde il consigliere leghista Alberto Villanova, che trova le posizioni degli azzurri più vicino al Partito Democratico che al centrodestra. Un viaggio in moto attraversando l'Africa per portare avanti un progetto ecologico di riciclo della plastica in sella, 2 giovani di Gaglio e Marghera. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura di telegiornale lo avete sentito dai nostri titoli: la scomparsa a Miane, ore di angoscia per Susanna Recchi e della figlia di 3 anni. La prefettura attiva il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, volontari e forze dell'ordine al lavoro in tutta la Marca. La donna di 45 anni di Miane è da ieri assente da casa assieme alla figlia di 3 anni. La segnalazione della scomparsa è stata fatta dal compagno e quindi diramata dalla prefettura di Treviso. Sapremo darvi degli aggiornamenti nel corso di questo telegiornale. Sul posto per noi infatti ci sono Cristian Arboit e Tommaso Migot, quindi attendiamo il loro collegamento e saremo in grado di darvi ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Ma noi continuiamo e proseguiamo con le notizie di cronaca nel nostro telegiornale con la vicenda di Helen Comin, la donna morta a Castelfranco dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico al seno. L'autopsia non ha rilevato anomalie evidenti, bisognerà quindi attendere l'esito degli esami istologici. Focus sui farmaci usati per la sedazione e sulle procedure post-operatorie. Non ha rilevato alcuna connessione diretta tra l'intervento chirurgico e l'arresto cardiocircolatorio che ha portato al decesso. L'autopsia sul corpo di Helen Comin, la cinquantenne originaria di Rosama, residente a Cittadella, spirata martedì all'ospedale di Castelfranco dopo 5 giorni in rianimazione. Nel reparto del nosocomio castellano la donna era giunta in gravissime condizioni dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico al seno alla Divi Clinic, clinica privata della zona. Un'operazione definita semplice dallo stesso chirurgo titolare della struttura, Antonio Di Vincenzo, che ora si trova indagato con il medico anestesista Fabio Toffoletto. L'ipotesi è quella di omicidio colposo. Dall'esame effettuato nell'obitorio di Castelfranco dall'anatomopatologo Claudio Terranova non sarebbero emerse anomalie evidenti. Per capirne di più bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti e sui fluidi prelevati dal corpo della donna. Analisi delicatissime per cui solitamente si devono attendere almeno 60 giorni. Di certo c'è che la morte è avvenuta per arresto cardiocircolatorio e che il quadro era aggravato da una pesante ipossia, l'assenza quindi di ossigenazione. L'obiettivo a stretto giro è capire se ci siano stati errori o negligenze durante l'intervento chirurgico, ma anche nell'altrettanto delicata fase post-operatoria. La cinquantenne è stata sorvegliata adeguatamente, una delle domande cui la clinica ha già risposto indirettamente con una nota, parlando di costante controllo da parte del personale addetto. Un focus sarà dedicato anche alle sostanze utilizzate per le procedure di sedazione leggera cui Helen Comin è stata sottoposta. Bisogna capire se siano stati somministrati anche altri farmaci. Insomma, gli inquirenti non vogliono lasciare nulla al caso e fondamentali saranno anche le testimonianze di chi c'era, quindi degli operatori che hanno affiancato chirurgo e anestesista. La donna lascia un marito e 4 figli, una famiglia e una comunità attonite che ora aspettano il nulla osta ai funerali per l'ultimo saluto. Manca l'ufficialità, ma non ci sarebbero dubbi. Alex Marangon avrebbe assunto ayahuasca nel corso del rito sciamanico a Vidor.
Manca ancora l'ufficialità, gli stessi inquirenti parlano di un'analisi molto complessa e in evoluzione, ma non ci sarebbero più dubbi sul fatto che quella maledetta notte tra il 29 e il 30 giugno scorso Alex Marangon abbia assunto dell'ayahuasca nel corso del rito sciamanico all'abbazia di Vidor per poi essere trovato morto 2 giorni dopo su un isolotto nel Piave a Ciano del Montello. Questo è il risultato forse più significativo degli esami tossicologici effettuati sul corpo del 25enne di Marcon, che nei fatti confuterebbero quanto finora affermato dagli organizzatori del rito, ovvero che quella sera si fosse usato un semplice decotto purgante, così aveva riferito lo stesso Andrea Zuin. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva. Sono purghe che non hanno effetti degli iroidi o psichedelici. Sono purghe che, come ti ho detto, hanno degli effetti fisici molto di rilascio. Altro che purghe, scrive in un post l'avvocato dei familiari di Alex, Nicodemo Gentile, che se da un lato evidenzia come l'ayahuasca sia sostanza vietata, dall'altro si aspetta le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Non si possono somministrare sostanze vietate dalla legge e non si possono consegnare bugie alle autorità che indagano per un presunto omicidio. Purtroppo i 2 curanderos sono riusciti a volare all'estero, aggiunge Gentile, riferendosi ai 2 sciamani Johnny Benavides e Sebastian Castillos, che attualmente però, va ricordato, non risultano indagati. L'altro legale della famiglia, Stefano Tigani, a sua volta non si mostra sorpreso. Che Alex avesse sostenuto con la famiglia che sarebbe andato a questa cerimonia dove avrebbero assunto la sostanza è sempre stato sostenuto dalla famiglia ed è sempre stato riferito loro anche da altre persone. Quindi ripeto, adesso a questo primo screening non onestamente, ripeto, letto dalla stampa non mi sorprende, ma mi riservo ogni più compiuta e precisa dichiarazione quando sarà il momento di farla. La procura trevigiana intanto mantiene la linea e aspetta la relazione finale di tossicologici. Solo in quel momento deciderà se aggiungere altre ipotesi di reato a quella già pesantissima di omicidio volontario. In ballo ci sono anche gli esami sui capelli dei partecipanti al rito. La questione riguarda da vicino l'attendibilità delle testimonianze finora raccolte. La valutazione sull'attendibilità di chi ha detto che cosa probabilmente passa anche da questo passaggio, certo. E arriva nel Vicentino la tragedia del rogo. Nel magazzino di Milano erano nate infatti ad Arzignano 2 delle vittime dell'incendio. Il tragico incendio dello showroom di via Cantonia a Milano. 2 delle 3 vittime cinesi intrappolate nel rogo erano originari della provincia di Vicenza. Indy Liu, di 17 anni, e la sorella Dong Yang, di 18, erano infatti nati ad Arzignano, fratello e sorella che con la madre abitarono inizialmente a Castel Gomberto per poi trasferirsi a Montecchio Maggiore prima di raggiungere la comunità cinese di Milano. Ad ucciderli le esalazioni tossiche sprigionate dal rogo che aveva bloccato i 3 giovani nel retro del magazzino mentre dormivano. Un incendio sulle cui cause sta indagando la procura, che non esclude l'origine dolosa. Ad infiammare il pavimento, ora pieno di detriti nei pressi del quadro elettrico, potrebbe essere stato del materiale accelerante lanciato da una finestra. Il fuoco sprigionato ha poi sbarrato la fuga dei malcapitati, bloccati dall'inferriata alla finestra nel punto non raggiunto dalle fiamme, ma che alla fine è stato invaso dal fumo. I corpi dei 3 giovani sono stati rinvenuti in punti diversi del fabbricato. Nel padovano Renato Vallanzasca, uno dei criminali italiani più conosciuti, condannato a 4 ergastoli, gravemente malato, sarà ospitato in una struttura di accoglienza. Uno dei boss più conosciuti della criminalità italiana, Renato Vallanzasca, non può più rimanere in carcere. Condannato a 4 ergastoli, dopo 52 anni dietro le sbarre è stato autorizzato il suo trasferimento in una struttura di assistenza per pazienti fragili, come nel suo caso. Oggi, poco più che 70enne, è stato condannato per le sue gesta con la banda della Comasina che terrorizzava Milano negli anni 70 e 80, e dopo numerosi contatti e ricerche, ad ospitare Vallanzasca sarà l'Opsa di Sarmeola di Rubano, alle porte di Padova, l'Opera Provvidenza Sant'Antonio, specializzata in casi come il suo. Sono serviti mesi di lavoro burocratico e di relazioni mediche, sotto la spinta dei suoi legali, per arrivare a questa decisione.
presa dal Tribunale di sorveglianza composto da 2 giudici e 2 esperti. Già da alcuni mesi Vallanzasca godeva in realtà di un permesso settimanale per recarsi in una comunità, ma mancava la struttura che lo ospitasse in regime di detenzione domiciliare. Tuttavia, per il trasferimento vero e proprio dal carcere milanese di Bollate servirà ancora qualche settimana. Da quel momento sarà un ospite come tutti gli altri, dal passato ingombrante, ma soprattutto dal presente tipico di chi ha bisogno di aiuto, non ha alcun familiare all'esterno e nemmeno particolari possibilità economiche. Come annunciato in apertura di telegiornale, siamo ora in grado di collegarci con il nostro Christian Arboit da Miane, ore di angoscia per la scomparsa di Susanna Recchia e della figlia di 3 anni. Christian, buonasera. Sì, buonasera Edi, anche da parte di Tommaso Migot. Ci troviamo all'esterno della sede della Protezione Civile AVAB di Miane. Un territorio intero è mobilitato alla ricerca di Susanna Recchia, 45 anni, residente proprio qui nel comune di Miane, che si è allontanata con la figlia minore di 3 anni. La donna ha fatto perdere le proprie tracce ed è da ieri sera che non si hanno notizie, da quando il compagno della donna si è presentato a casa della stessa per appunto incontrare la figlioletta di 3 anni. Da ieri sera quindi non si hanno più notizie. Questa mattina la denuncia di scomparsa presso il commissariato di polizia di Conegliano. Da qui si è mossa la macchina dei soccorsi, delle ricerche. Al momento appunto i lavori sono in corso. Il presidente della Protezione Civile AVAB, come vedi, è al telefono. I contatti sono chiaramente continui. Allora ti posso dire che questa donna è alta circa 1,65 m, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e 2 tatuaggi sulla spalla destra. Si è allontanato quindi presumibilmente nella serata di ieri a bordo di un'autovettura, una Volkswagen Tiguan di colore bianco targata FJ 255 VE. Lo ripeto, una Tiguan di colore bianco targata FJ 255 VE. Il territorio è mobilitato. Dovevamo appunto parlare con Marcello Galeazzi, lo vedo al telefono. Galeazzi, a un momento per noi, siamo in diretta su Antenna 3, proprio 30 secondi e al telefono non riusciamo quindi ad avere informazioni. Chiaramente sono momenti concitati, non possiamo al momento aggiungere dettagli. Ti posso dire che tutta la Valsana mobilitata, tutto il territorio. Il sindaco di Miane in questo momento si trova a Cison di Valmarino e lo raggiungeremo. Quindi si cerca questa donna, Susanna Recchia, 45 anni, scomparsa da ieri sera con la figlioletta di 3 anni. A quanto ci ha dato sapere, non ha portato con sé i documenti né il cellulare, e questo chiaramente è un elemento che inquieta le forze dell'ordine, inquieta chiaramente la macchina dei soccorsi, la macchina appunto di chi appunto si è messo alla ricerca di questa donna con la figlioletta. Per il momento da Miane è tutto. Con Tommaso Migot ti restituisco la linea. Grazie Cristian, dovessero esserci aggiornamenti noi siamo qui, grazie per questi aggiornamenti. Dunque noi continuiamo invece con le notizie del telegiornale e passiamo alla pagina politica, perché dopo le prese di posizione di Forza Italia sullo Ius Scholae risponde il consigliere leghista Alberto Villanova. Sentiamo. Penso sia doveroso per un governo di centrodestra come il nostro, prima di pensare allo Ius Scholae, allo Ius Soli o altre forme di cittadinanza, risolvere quello che è un problema storico del nostro paese, cioè il fatto di rimpatriare, di rimandare a casa tutti quegli stranieri che vengono qui, che vanno a delinquere e nonostante i fogli di via non riescono mai ad essere rimpatriati. Questo è sicuramente un obiettivo del nostro governo, per cui ci hanno votato gli elettori di centrodestra. Stona proprio per questo motivo quello che è stata la risoluzione depositata da Forza Italia in questi giorni per promuovere lo Ius Scholae anche in Veneto.
Questo arriva dopo settimane, mesi di attacchi quotidiani nei confronti del presidente Zaia e della nostra amministrazione, dove Forza Italia ha preso più volte le distanze da quella che è stata una più politiche che anche loro hanno approvato con le leggi di bilancio e con l'azione di governo che da tanti anni ci vede alleati in Regione Veneto. Proprio per questo chiediamo a Forza Italia che idee si è fatta per il futuro, perché sembra che stia ammiccando più al PD rispetto a quelli che sono i suoi alleati di centrodestra. Questo non va bene e serve chiarezza nei confronti dei veneti, serve chiarezza nei confronti di un'alleanza che ci vede al governo da tanti anni in Regione Veneto. Proprio per questo vogliamo vedere cosa succederà nelle prossime settimane, perché una situazione del genere non sarà a lungo sostenibile. Questa dunque è la posizione di Villanova. Noi torniamo sul caso della diga del Vanoi. Il consorzio di bonifica Brenta difende le sue ragioni per il progetto. 20 milioni di metri cubi di capacità che possono arrivare a 25, 1,5 milioni di euro per la progettazione, 170 milioni per i lavori. Sono i numeri principali della diga del Vanoi, il cui progetto è in mano al consorzio di bonifica Brenta, che così risponde alle tante contrarietà espresse da più parti. Alcuni no erano previsti perché è nato da più di un anno una campagna di disinformazione a questo punto contro il progetto e non mi sembra che studiare le cose e progettare le cose sia un reato. Entro il 4 novembre vanno presentate le osservazioni al progetto che avranno risposta dal consorzio entro fine anno. È preso come parafulmine il consorzio di bonifica Brenta per la siccità, ma è la sicurezza il cardine principale di questa opera. L'intenzione è di usare l'invaso del Vanoi come bacino di laminazione, fonte idroelettrica e serbatoio per le pianure del Medio Brenta. Nella lista del Ministero delle Infrastrutture l'opera non è inserita tra quelle urgenti e anche dalla provincia di Trento e informalmente dalla Regione Veneto arrivano dei no ad un'opera che il consorzio considera invece importante. La politica rincorre i voti purtroppo e abbiamo capito che quando ci sono gli eventi calamitosi allora gli italiani sono i primi a livello mondiale a risolvere le problematiche, ma subito dopo l'evento a programmare un po' meno e a predisporre che ci siano meno catastrofi anche. Non si può sempre aspettare evento Vaia 2018 oppure siccità 2022 per intervenire, bisogna avere una programmazione che metta in sicurezza il territorio e i cittadini che ci vivono. Nel veneziano ora i comitati e le associazioni no inceneritori hanno notificato una diffida contro gli enti chiamati a decidere sul nuovo impianto Regione Comuni di Venezia e Mira in primis. La conferenza dei servizi che doveva approvare o bocciare il progetto, che doveva essere convocata a marzo scorso, è stata rimandata per l'ennesima volta e ad ora manca ancora una data di convocazione. La valutazione di impatto ambientale necessaria per l'approvazione o la bocciatura del progetto ancora deve essere fatta e manca ancora in un silenzio assordante la presa di parola del Comune di Venezia. Comune di Venezia che però ad oggi, dopo tutto quello che è successo quest'estate, il terremoto che ha stravolto l'amministrazione comunale, non ha più, per quanto ci riguarda, nessuna legittimità. Forti della massiccia manifestazione dello scorso giugno contro gli inceneritori di Eni e Veritas, i comitati e le associazioni sono passati al contrattacco. Abbiamo notificato a tutti gli enti, quindi in primis la Regione, poi i Comuni di Venezia, di Mira, l'US, l'ARPA e molti altri, una diffida fatta da dei legali che abbiamo incaricato, quindi una diffida legale intimando a tutti questi enti di bocciare il progetto, di non approvarlo, perché ormai hanno tutti gli elementi, dopo mesi e mesi di istruttoria, di carte che abbiamo presentato e di anche pareri importanti come quello dell'Istituto Superiore di Sanità e Ricerca che ha fatto il CNR, per valutare questo progetto in maniera negativa, per bocciarlo. Dal Comune evidenziano poi tutto tace. Non si è mai occupato direttamente, neanche di fronte a una richiesta presentata dalle opposizioni 6 mesi fa, se non sbaglio, di riunirsi, una richiesta formale presentata formalmente e di convocare Eni per discutere del progetto. Con questa diffida i comitati puntano a chiudere definitivamente la partita. Qua c'è a rischio la sanità
la salute pubblica della popolazione che vive intorno a Porto Marghera, e c'è un grave rischio ambientale legato a questo progetto, e quindi se qualcuno pensa di andare avanti e di approvarlo, con questa diffida sa che si assume una responsabilità grave e che noi non solo faremo i ricorsi ma procederemo anche per le vie penali. Quindi è ora e tempo che si esprimano, che il presidente Zaia si esprima su questa cosa, dica finalmente di no e chiuda la partita, e apriamo finalmente un ragionamento vero sui rifiuti e anche sui fanghi, a partire da quella che è una vera transizione ecologica e non una falsa transizione ecologica. A Longarone ora cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza. C'era solo la luna che illuminava, c'era una luna che si vedeva tutto, che illuminava l'immagine della tragedia che si presentava ai nostri occhi. C'era un silenzio sinistro, irreale. Era lì a Longarone quella notte Donato Tricarico, era lì quando l'onda sollevata dai 270 milioni di metri cubi di terra franati dal Monte Toc nell'invaso del Vajont stava ancora defluendo, portandosi via case, cose, persone, lasciando al loro posto l'immensa distesa di fango e detriti a cui l'ex maresciallo della Guardia di Finanza e i suoi colleghi ebbero modo d'assistere. È a loro, primi eroi accorsi a prestare soccorso ai superstiti, che questa mattina al comune di Longarone ha voluto rendere omaggio con la consegna della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza, alla presenza delle autorità civili e militari, dei corpi volontari e delle associazioni di agenti in congedo. Per Longarone il aver voluto dare questo riconoscimento penso che sia il giusto e doveroso gesto di gratitudine verso i finanzieri. Una cerimonia iniziata con il posizionamento di una corona d'alloro al cimitero monumentale di Fortogna, tra l'incredulità dei presenti quando a pochi istanti dalla deposizione una raffica di vento ha sferzato l'aria violentemente e improvvisamente, come a ricordare quanto accadde la notte della tragedia, rievocata nelle parole del maresciallo Tricarico, dagli occhi del maresciallo Tricarico, quegli stessi occhi che ebbero modo d'assistere alla devastazione che i soccorritori si trovarono di fronte la notte del 9 ottobre 1963. Un vento freddo che ci spezzava i volti, nell'aria segnava un senso di paura e di terrore, e ben presto ci rendemmo conto del nostro senso di impotenza nei confronti del tragico evento da poco conclusosi. Un racconto toccante che ha rappreso l'aria di un'emozione palpabile, culminato nella testimonianza del salvataggio da sotto le macerie di una bambina di soli 3 anni, raccolta in abbraccio alla defunta madre e figlia proprio di un finanziere. Particolari di una tragedia che ha commosso tutti i presenti nella volontà di rendere imperitura la gratitudine verso chi ha operato per prestare soccorso. È stata una testimonianza veramente molto forte, molto toccante, che ci ha fatto in qualche modo vivere e quantomeno capire quello che è veramente stata l'emozione e la forza di un momento così tragico, non soltanto per questa vallata ma per tutta la nostra nazione. Un viaggio in moto attraversando l'Africa per portare avanti un progetto ecologico di riciclo della plastica. Da Gallio e Marghera fino a Città del Capo, attraversando il continente africano da nord a sud, lungo la costa occidentale. Un viaggio che è al tempo stesso un'avventura, un impegno sociale, un'occasione per capire e raccontare l'Africa come nessuno l'ha mai fatto prima. Ed è anche un primo passo per provare a cambiare il mondo. Nasce così il progetto Africa Plastic Road per documentare con un reportage l'impatto della crisi ambientale nel continente nero, dove l'abbandono dei rifiuti in plastica è una piaga che soffoca la natura e la popolazione. Protagonisti di questa missione ecologica sono il galliese Edoardo Alberti, videomaker di Media Nord-Est, e Sebastiano Busolin di Marghera, meccanico esperto, che affronteranno questa sfida a bordo delle loro Yamaha Tenere 700. L'Africa appunto vanta il triste primato di continente con più discariche a cielo aperto di tutto il mondo, quindi essendo un polmone molto grande, poter anche almeno provare a intaccare questo cancro appunto delle plastiche sottili, che sono quelle senza riutilizzo, è una bella avventura, nella speranza di poter
ricambiare, cambiare magari di toccare qualcun altro, anche solo una persona può essere un aiuto. D'altronde iniziare un nuovo cammino spaventa sempre, ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come spaventoso fosse rimanere fermi. Edoardo e Sebastiano fermi non staranno di certo e infatti sono già partiti per Tangeri, in Marocco, dove inizierà il loro attraversamento. È un inizio e io speriamo di essere anche utili per magari una nuova iniziativa, nuovi progetti e appunto per salvare anche cominciare a nel piccolo salvare il pianeta. Il progetto, sostenuto anche dai Milani, azienda rosatese impegnata in numerose attività a sostegno della sostenibilità e della tutela ambientale, non vuole solo documentare la situazione, ma trovare possibili soluzioni per riciclare parte dei rifiuti in plastica, trasformandoli in risorse utili per la popolazione locale. E noi di Media Nord-Est seguiremo passo dopo passo, o meglio chilometro dopo chilometro, questo viaggio con una serie di reportage dall'Africa. Il mondo cambia se c'è chi crede nel cambiamento. E allora, buon viaggio Edoardo e Sebastiano. E si chiude così l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.